Una mostra dedicata al Premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda in occasione del 90° anniversario della consegna del prestigioso riconoscimento e dell'80° della morte. L'esposizione è stata inaugurata stamattina a Cagliari nel Palazzo del Consiglio regionale in via Roma. L'occasione è stata offerta dall'edizione 2016 di Monumenti Aperti. A curare la mostra, intitolata Stato di Grazia, artisti e opere intorno a Grazia Deledda, Davide Mariani, che ha inteso ripercorrere i momenti più significativi della vita e della produzione letteraria della scrittrice nuorese. Il taglio del nastro è stato effettuato dal Presidente del Consiglio regionale Gianfranco Ganau, che nell'occasione ha voluto ricordare lo scultore Pinuccio Sciola, scomparso ieri. Un artista straordinario, ha sottolineato Ganau, che purtroppo ci ha lasciati, ma che sono convinto continuerà a vivere attraverso le sue pietre sonanti. Non mancheremo di offrire il giusto tributo che merita alla sua arte. L'esposizione, che rende omaggio all'autrice di Canne al vento, è costituita da 3 sezioni tematiche ed è impreziosita da inediti appartenenti al patrimonio del Consiglio regionale. In particolare si tratta dei manoscritti della corrispondenza tra Grazia Deledda e il professor Luigi Falchi, lettere e cartoline indirizzate all'intellettuale sassarese tra il 1891 e il 1928. La raccolta è stata donata nel 1999 alla Biblioteca del Consiglio regionale dagli eredi dello scrittore. Tra gli obiettivi della mostra c'è infatti anche quello di far conoscere ai sardi il patrimonio del Consiglio regionale, a partire dai libri del Premio Nobel nuorese in edizione d'epoca e la raccolta dei manoscritti. Assolutamente abbiamo voluto ripetere anche quest'anno, oltre che l'apertura, l'adesione ai Monumenti Aperti, la caratterizzazione con una mostra importante. A 80 anni dalla scomparsa di Grazia Deledda e a 90 anni dall'attribuzione del Premio Nobel abbiamo pensato di ricordarla con una mostra che raccoglie le sue opere prime, che ricostruisce il clima culturale in cui è cresciuta e ha lavorato Grazia Deledda. Credo che sia una mostra importante, spero che verranno molti a visitarla, rimarrà aperta anche tutto il mese di giugno.